Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno firmato. Forza Italia in Veneto sosterrà il leghista Zaia e a cascata sono ore decisive per l'appoggio della Lega di Venezia all'imprenditore Luigi Brugnaro. A mettere nero su bianco l'accordo potrebbe essere ora il direttivo provinciale della Lega. Intanto sul suo profilo Facebook il segretario Alberto Semenzato posta un significativo: abbiamo il doge Luca Zaia per tutto il Veneto ed è ora il tempo per un grande sindaco a Venezia. L'invito a sciogliere ogni riserva arriva dalla stessa Forza Italia. Dalla Lega noi stiamo aspettando la risposta, credo che ci siano in queste ore, minuti, l'incontro. L'accordo in effetti è stato fatto per la Regione, abbiamo sempre detto Regione uguale al Comune e quindi speriamo che la Lega venga con noi a sostenere la candidatura di Brugnaro. Luigi Brugnaro intanto va avanti per la sua strada e ufficializza il capolista della sua lista civica, il 27enne Simone Venturini, letteralmente soffiato all'UDC, un ruolo proposto d'intesa con Area Popolare, spiega l'imprenditore, che ringrazia il partito per il sacrificio di una figura di spicco, fresco di 4 anni di lavoro in Consiglio Comunale a Venezia, e lo definisce un'importante risorsa per il progetto. Incassato quasi la Lega Nord, muore prima di iniziare il progetto di un accordo tra Brugnaro e Francesca Zaccariotto. Confermato l'incontro tra i due, l'ex lady della Lega, insieme alle liste che la appoggiano, prende le distanze. Io parlo con tutti e credo che questo sia stato un incontro, punto, nel senso che ho sempre detto che ci distingue quello che è stato proprio il modo di arrivare, no, ad un progetto. Io ho il progetto per la città con la città, lui ha il progetto con i partiti e per la politica. Quindi Francesca Zaccariotto con le sue liste va avanti da sola. Direi proprio di sì.